Bene, lascio la parola a Lucia Cossa e a Pier Giorgio Pulici, grazie. Facciamo un applauso anche a Francesca Casula, grazie, a Liberos, al Festival Entula e ovviamente a Pier Giorgio Pulici, un divo richiestissimo, cioè se Francesca non ti sottrae ci sarà spazio dopo chiaramente per le altre dediche. L'appuntamento, un libro che è stato ripubblicato, la prima versione del 2014, vero? 2014, poi un libro che è andato sold out e quindi non si trovava più nelle librerie in commercio, ma c'era un commercio che poi magari ci racconterai, un commercio lecito, però diciamo che chi aveva le copie vecchie e avesse deciso di venderle prima di questa riedizione, insomma, ci guadagnava un tantino. Entriamo nel libro. Siamo in un ristorante di lusso, vi dico subito l'ora, ore 22:27, una donna elegante seduta a un tavolo e ad un certo punto incontrerà un uomo. Di questo libro non vi sveleremo pressoché niente perché ci fermeremo quasi all'inizio, è un thriller psicologico fatto di grande tensione, di manipolazione, di violenza psicologica. E in questo appuntamento la violenza sarà psicologica, sottile e questo rende il libro molto molto interessante. Ma prima di entrare un pochino nei dettagli, ma ripeto vi diremo veramente pochissimo, Pier Giorgio ti chiedo di raccontare che cosa stava avvenendo intorno alla prima edizione dell'appuntamento. Ok. Intanto buonasera a tutti voi, grazie davvero di cuore per essere qui, grazie di cuore a Entula e Liberos che hanno curato questo evento sempre con grande professionalità e passione, grazie di cuore a Lucia che è sempre generosissima e carinissima nel presentarmi, davvero a tutte e tutti voi per essere qui, lo apprezzo davvero tantissimo. Ci tengo a ringraziare e chiudo, oltre la vetreria che ci ha messo a disposizione i suoi spazi, anche oggi ci sono i miei editori, non sempre accade, però Michele Rossi, Tommaso De Lorenzis, di Feltrinelli e Sam. E Colomba Rossi con cui tutto è iniziato tanti anni fa. Si chiude un cerchio Colomba perché con Donne a perdere eravamo proprio qua la prima presentazione nel 2009, quindi i cerchi si chiudono. Allora, cosa è successo con l'appuntamento? L'appuntamento nasce come un romanzo sperimentale, perché io avevo già una serie in essere, la serie di Biagio Mazzeo, e devo dire che è una cosa che un autore, un artista diciamo può permettersi all'inizio della carriera soprattutto, è quello di, se trova delle persone che lo seguono nelle sue follie, di sperimentare. Io ho appunto Colomba che mi ha dato fiducia in questa sperimentazione, perché l'appuntamento è un romanzo sui generis, si svolge quasi tutto all'interno di un ristorante, non si esce quasi mai da quell'ambientazione, ci sono soltanto due personaggi, un uomo e una donna, che teoricamente non si sono mai visti prima. Poi scopriremo tante cose su entrambi e soprattutto è un romanzo che si svolge attraverso un dialogo continuo, quindi c'è una dialettica molto serrata. Credo che il lettore all'inizio rimanga colpito e affascinato dal fatto che quella donna non può andarsene da quel tavolo nemmeno se volesse. Ci sono delle diciamo condizioni superiori che le impongono di stare lì. E quindi credo che dal punto di vista del lettore vedere in qualche modo una situazione di violenza, sebbene psicologica, che viene perpetrata e tu non puoi agire, vedi che le persone intorno non se ne accorgono, rimani colpito, vuoi capire fino a dove l'altra persona si spingerà. Quindi questo romanzo è diventato nel corso di pochi anni un piccolo romanzo di culto, chiaramente in un ambito underground, non ero un autore sicuramente commerciale e la tiratura non era una grande tiratura, quindi è andata finita quasi subito.
e l'editore, molto spesso accade in editoria, per 1000 motivi non l'ha più ristampato. Il problema è che tra lettori poi c'è quella bellissima magia che è il passaparola, che tu non puoi fermare, quando si crea spontaneamente è uno tsunami, e quindi si consigliavano questo libro tra di loro, però non lo trovavano. E quindi dopo qualche anno, io mi ricordo, è accaduto tutta una presentazione di un altro libro, arriva una mia lettrice con la vecchia copia dell'appuntamento e mi dice: guarda, ho trovato questo libro, tu non hai idea di quanto mi piace come scrittore perché non hai la minima idea di quanto l'abbia pagato. E all'epoca l'aveva pagato 150 euro, quindi i prezzi erano già molto alti. E lì io venni a conoscenza di questo mercato nero dell'usato, andai a vedere, non sapevo per esempio che su Vinted si vendevano libri usati, no? Ho scoperto così. E anno dopo anno le quotazioni si alzavano, il libro è stato venduto a 300-500 euro, in Francia, dove ho la fortuna di essere abbastanza popolare, ha raggiunto cifre ancora più alte, perché era considerato romanzo introvabile e il prezzo era fissato a 2000 euro. Quindi cose assurde. Quindi l'unico modo per porre fine, chiaramente io non avevo controllo su questo mercato nero, quindi l'unico modo per evitare che si continuasse era trovare un editore che ci credesse, che lo ripubblicasse e che bloccasse questo mercato nero. L'editore per fortuna l'ho trovato, Michele e Tommaso mi seguono dal 2018, dallo Stupore della notte in poi, quindi i primi romanzi, L'isola delle anime è nato con loro, quindi mi conoscono bene e credo che tengano anche al mio percorso, quindi hanno deciso di ripubblicarlo ed il romanzo finalmente è tornato in libreria. Vediamo adesso cosa accadrà su Vinted. I lettori sono sicuramente contenti, meno tutti quelli che stavano vendendo il libro a cifre veramente esorbitanti, quindi conservate tutti i libri perché possono veramente acquisire un prezzo altissimo. Entriamo un po' nel libro. Il manipolatore è un uomo e la persona manipolata è una donna. Ti chiedo, e riflettiamoci, chi di voi ha già letto questo libro? Sollevate le mani? Ok, e quindi questa domanda pensateci, e anche quando lo leggerete pensateci. Quando hai scritto il libro e nel mentre che stavamo leggendo il libro, quale era più la curiosità morbosa di sapere il punto finché, cioè il punto massimo nel quale l'uomo poteva spingersi, o la rabbia? Cioè la rabbia di quello che stavi leggendo o un po' di morbosità nostra, di capire qual è il limite? Credo una melange di queste cose, tutte e tre assieme. Da una parte c'è, come posso dire, un po' di voyeurismo, cioè vuoi vedere in che direzione si muove questa storia, fin dove la manipolazione arriva. A un certo punto avvengono delle piccole umiliazioni all'interno di questo ristorante e le persone pian piano che stanno mangiando si accorgono che a quel tavolo c'è qualcosa che non va, però non intervengono. E quindi da una parte credo che ci sia il voyeurismo, da una parte nel lettore cresce di pagina in pagina la rabbia, avverti questo senso di impotenza, quindi ti fa arrabbiare, cerchi di indirizzare in qualche modo tutto il tuo odio su questo personaggio maschile che ne sa una più degli altri, nel senso molto in gamba dal punto di vista manipolatorio, sa dove fare male, e lo sapete meglio di me, senza nulla togliere alla violenza fisica, però ci sono certe ferite a livello psicologico, certe cicatrici che impiegano tantissimo tempo per guarire e per rimarginarsi. Lui sa dove fare male e sa che può godere anche di una posizione, diciamo, di potere maschile e ne approfitta. Il libro nasce da diversi spunti, di uno spunto in particolare non posso parlare, vi dirò solo che si chiama Cassandra e poi capirete leggendo. L'altro spunto era che il romanzo comunque è figlio, quindi è uscito nel 2014, ciò significa che io l'ho scritto tra il 2012 e il 2013.
ed era figlio ancora della crisi economica. E avevo letto che capitava che alcune donne che erano in gravi difficoltà economiche finissero in questa sorta di giro degli appuntamenti tenuto in piedi dalla criminalità organizzata. Quindi tutta una serie di strozzini proponevano alle vittime in difficoltà dal punto di vista debitorio economico di vendersi per una notte per bloccare gli interessi sul debito, quindi per dare un po' di ossigeno in modo tale da poter ritornare con più calma a pagare gli interessi sul debito maturato. E chiaramente quegli appuntamenti lì avevano qualcosa a che fare chiaramente con la sessualità, col vendere il proprio corpo. La mia domanda era stata: ok, e se in uno di quegli appuntamenti però tu non ti trovi davanti un uomo che ha un interesse diciamo fisico nei tuoi confronti, ma un interesse psicologico nel farti male, nell'annientarti, cosa accadrebbe? Come potrebbe reagire quella persona? Fin dove potrebbe spingersi? E da lì ho iniziato a ragionare, iniziavo a scrivere e questo dialogo continuo mi ha proprio trascinato nella storia. La violenza fisica chiaramente fa male, fa molto male, però questa è una violenza che fa molto più male, quindi è molto più, è anche più affascinante probabilmente, perché se si fosse trattato solo di violenza fisica, ok, ma qua è diverso perché c'è un personaggio che cerca di entrare nella psicologia della persona che sta davanti a lui, però questa persona ha dei segreti, ha delle mancanze e quindi alla fine non è soltanto vittima del manipolatore, ma in qualche modo è anche vittima di ciò che lei ha fatto, di ciò che è dentro la sua vita, perché magari, intendo, poi nessuno di noi è chiaramente limpido, cristallino, però senza spettri, senza scheletri nell'armadio, è chiaro che poi sarebbe stato molto più difficile entrare nella sua psicologia e manipolarla. Sì, questo è uno degli aspetti pregnanti, diciamo, del romanzo. Tu dici giustamente, la violenza psicologica di questo tipo colpisce il lettore, fa male, e io credo che questo derivi dal fatto che quasi tutti noi abbiamo sperimentato nelle nostre vite un tipo di violenza, non di quei livelli, ma sicuramente psicologica, cioè a tutti noi è capitato al lavoro, scuola, nelle istituzioni, di essere vittima di qualcuno che aveva un potere su di noi e magari godeva nell'esercitarlo, anche semplicemente rispedendoti da un ufficio all'altro per mesi, per dire, o in una situazione lavorativa dove tu non avevi sicuramente il coltello dalla parte del manico e quindi eri costretto a ingoiare tutta una serie di umiliazioni, piccole storture. Ecco, quella violenza psicologica il lettore la conosce perché in qualche modo l'ha vissuta. Qui chiaramente è esasperata e all'acme, però credo che alla fine sia stato un romanzo così amato proprio per questo, perché in qualche modo il lettore ha trovato o ha ritrovato delle situazioni, sebbene in forma molto lontana, però vicine alla sua esistenza, vicine alla sua esperienza. Scrivi nel romanzo più volte: si può scegliere ma non ci si può sottrarre alle conseguenze di quelle scelte. Infatti il manipolatore dice: scegli, chiaramente non può scegliere, ma qualsiasi cosa scelga c'è una conseguenza, e questo è molto interessante, però è anche la vita. E non solo allora l'aspetto, diciamo, traumatico di questo che tu descrivi bene, ma è anche la vita di tutti i giorni. Scegli e poi è peggio per te. Sì, noi non sappiamo mai, anche una scelta banale, quotidiana, triviale, quale effetto domino scatenerà nelle nostre vite, non puoi mai sapere, lo capisci dopo, sai, le classiche sliding doors, se quella sera non fossi entrato in quel locale, se quel giorno non avessi rincontrato quel mio compagno o compagna di università, cosa mai poteva accadere nella mia vita, insomma, sono tante le sliding doors. Qui lui gioca una partita truccata, cioè le dà l'illusione di poter scegliere,
di avere un minimo di libero arbitrio, ma in realtà è come se l'avesse già imprigionata in un labirinto dove solo lui sa dove è l'uscita, e quindi la costringe a muoversi in un perimetro apparentemente ampio, ma in realtà è molto ristretto, perché lui sta giocando con lei. E questo gioco gli piace da matti, è quello per cui prova ancora un brivido, perché questo è un romanzo che parla non solo di violenza, ma anche di noia. Sta un po' diventando la malattia di questo nostro nuovo millennio. Abbiamo tutti ormai la possibilità di consumare qualsiasi tipo di contenuto quando e come vogliamo, in qualsiasi forma, di fare binge watching, di guardarci una serie TV tutte le notte se vogliamo, di decidere di mangiare qualsiasi cosa e ce la portano a casa. Insomma, ci stiamo avvicinando sempre di più alla noia. L'aspetto del virtuale, la tecnologia, dopo un po' ci rende così pigri che tutto ci annoia. E una persona come lui, che ha un potere enorme, fa questi giochi perché è annoiato. E quindi la domanda all'epoca, e oggi è ancora più inquietante, è: ma noi abbiamo davvero tutta una serie di miliardari, ipermiliardari che possono fare letteralmente quello che vogliono e sono molto annoiati. Nel segreto delle loro vite questa noia dove li spingerà? Questa domanda mi aveva posto sulla scia di questo psicopatico manipolatore, e da lì, insomma, la storia si era evoluta veramente in brevissimo tempo. E oggi ancora di più, insomma, gli ultimi casi ci dimostrano come le persone, i ricchissimi, gli ultra ricchi, poi alla fine con la noia possono fare quello che vogliono. Qua si tratta di un manipolatore ben descritto, io penso anche bello, immagino bello, elegante, che si annoia e che quindi fa tutto ciò che desidera. Come fai a tenere il lettore fermo sul libro, pagina dopo pagina? Adesso ti dico come ho letto questo libro, era già tardi, ho detto adesso guardo un po', una pagina, 2 pagine inizio a leggere e l'ho finito, perché dovevo capire come si concludeva, quindi non sono riuscita ad abbandonare il libro. Non racconteremo altro, soltanto la struttura è diviso in 3 parti, ogni capitolo si apre, brevi capitoli, si apre con un orario, e quindi gli orari sempre più incalzanti che creano sempre più ansia, perché ovviamente vedi che il tempo scorre e ti chiedi adesso, e penso che questa sia una scelta molto interessante, che riesce a creare ansia e allo stesso tempo a tenere il lettore fermo sul libro. Sì, era il classico meccanismo del thrilling, no? Era questo, vedi il tempo che scorre, sai che c'è una bomba che prima o poi scoppierà, e il tempo si consuma molto molto. Grazie. E il tempo si consuma molto velocemente, quindi era una di quelle tecniche. Mi sono chiaramente affidato, oltre alle tematiche, che all'epoca erano molto attuali, oggi ancora di più, però mi sono anche chiaramente affidato a una struttura che rendesse la vicenda molto fluida, molto veloce. Il thrilling, anziché avere una fase discendente, deve essere sempre in salita. Quindi sai, quella sensazione di dire cavolo, sta scorrendo il tempo, prima o poi dovranno uscire da questo ristorante, ma non escono mai, alcune decisioni non vengono mai prese. Non a caso Tommaso, quando ha proposto il romanzo, ha fatto un esempio con un altro romanzo di una scrittrice francese molto in gamba, che si chiama Yasmina Reza, Il Dio del massacro. Hanno tratto un film diretto da Polanski, se non sbaglio, che si chiama Carnage, poi hanno fatto anche delle varie trasposizioni teatrali. È un po' una roba così, cioè vedi che il tempo passa, l'ansia cresce, non si esce mai da lì, quindi hai questa sensazione di soffocare insieme a questa donna. Però non dovete fidarvi delle apparenze, perché è un romanzo molto teatrale, perché è pieno di colpi di scena. Quindi non è detto che le cose poi vadano esattamente come questo manipolatore ha in mente. È una notte piena di sorprese, mettiamola così.
molto interessante anche la scelta del punto di vista, perché chi narra in realtà è il manipolatore. E quindi questo ci costringe a guardare il mondo con i suoi occhi, e anche questo è interessante perché chiaramente provi rabbia, però allo stesso tempo vuoi andare avanti perché vuoi capire come va a finire e stai guardando con i suoi occhi sino alla fine. Sì, da questo punto di vista è il libro che mi ha creato più problemi, nel senso che credo che poi i miei familiari non mi avevano più visto con gli stessi occhi. Alle presentazioni venivano soprattutto delle signore, lo racconto sempre, dopo questo libro io spiegavo, no, tutta la genesi dietro il racconto, e arrivavano, mi ascoltavano per un'oretta, mi portavano un libro e mi dicevano: ma sa che lei è proprio un bravo ragazzo, pensavo fosse uno psicopatico. Quindi è stato complesso in quegli anni cercare di convincere le persone che era una persona più o meno sana a livello mentale e che quello è semplicemente il mio mestiere, scivolare nelle vite degli altri, guardare il mondo da altri punti prospettici. A volte lo guardi dagli occhi di Vito Strega, a volte lo guardi dagli occhi di un serial killer che è super fan delle unghie delle donne, a volte le guardi attraverso gli occhi di un manipolatore ipernarcisista. Quindi è un po' il mio mestiere. Diciamo che però mi ha causato un po' di problemi all'inizio. Io non avevo letto questo libro, quindi considera che io ho letto molti degli altri tuoi libri e poi ho letto questo, quindi in effetti ho pensato: ma questo è un bel pugno nello stomaco. È diverso dagli altri libri, chiaramente ogni libro ha una storia a sé, ogni libro è diverso, ed è molto curioso, è molto interessante ritornare indietro e quindi ritornare quasi alle tue origini. Stiamo parlando del 2014, quindi sono ormai tanti anni fa, 12 anni fa. Come è cambiato il genere nel frattempo? Perché veramente 12 anni sono tanti per la letteratura. E come è cambiata la tua scrittura? Il tuo fare libri? Allora, credo che la mia scrittura non sia cambiata tantissimo nella poetica. Chiaramente sai, l'esperienza poi come uomo, ero veramente un ragazzo all'epoca, come uomo cambia un po' la tua sensibilità soprattutto. Sono sicuramente cambiate le tematiche che ho affrontato. All'epoca ero comunque una persona diversa ai tempi di Biagio Mazzeo. Chi legge oggi Biagio Mazzeo non l'aveva mai letto e viene magari da una serie di Strega o dei Gatti Neri, dice: ma sei tu che l'hai scritto? No? C'è qualcosa di particolare. Sai, è difficile da spiegare ai lettori, però chiaramente la scrittrice e lo scrittore sono anche donne e uomini che cambiano, crescono, invecchiano banalmente. Quindi questo cambia anche l'attitudine che hai non tanto verso la scrittura, ma verso le storie che scegli di raccontare. Il genere come è cambiato? Secondo me, paradossalmente, il genere è un po' tornato indietro, nel senso che io romanzi così sperimentali non ne vedo più nel mio genere, cioè nel genere thriller, noir. È diventato un genere più tradizionalista, conservatore. Questo è un po' forse anche un segnale dei tempi che stiamo vivendo. Non necessariamente un male, questo non te lo so dire. Sicuramente il genere è diventato più canonico, cioè cerca di rispettare in maniera molto più fedele il modulo di appartenenza. Io invece all'epoca volevo sparigliare completamente le carte, cioè un'unica unità di luogo, un'unica unità di tempo, due soli personaggi. Era veramente una follia all'epoca, e oggi paradossalmente per tante ragioni questo è diventato un romanzo più moderno rispetto a quando è stato scritto, forse in virtù del fatto che il noir nel frattempo si è fossilizzato un po' sulle proprie posizioni, le storie sono spesso molto simili, i personaggi sono molto simili ormai, sono molto stilizzati, mi verrebbe da dire. Qua invece era totalmente diverso. All'epoca c'era più, forse anche da parte dei lettori, voglia di qualcosa di diverso. Io mi ricordo, per chi
chi ama le serie televisive, era l'epoca di Black Mirror, quindi di robe anche molto particolari, la tecnologia stava entrando nelle nostre vite, ci cambiava e noi non capivamo esattamente cosa stesse accadendo, se all'epoca eravamo noi a utilizzare la tecnologia, in qualche modo era lei a utilizzare noi e a renderci schiavi. Quindi all'epoca fu ben accolto anche per questo motivo qui. Oggi il panorama del noir lo vedo un po' più fermo sulle proprie posizioni, che sono le stesse posizioni però di 10 anni fa. Forse all'epoca si davano più pugni nello stomaco, cioè i libri forse erano un po' più forti, incutevano più terrore quasi, mentre magari oggi negli anni si tende più ad accompagnare il lettore, anche con grazia, cioè anche un caso magari terrificante, però lo si accompagna con gentilezza quasi, mentre questo è un pugno nello stomaco. Ricordo quei tempi dove effettivamente i libri erano molto più... ti entravano, quasi ti manipolavano, ecco, ti entravano dentro e cercavano di terrorizzarti in qualche modo. E ha senso questo. Se ci pensi, anche nella letteratura bianca, quindi non di genere, c'era questa attitudine. Se tu pensi, per fare degli esempi un po' mainstream, ai primi romanzi di Elena Ferrante rispetto all'Amica Geniale, c'è una grandissima differenza. Nel senso, i primi romanzi della Ferrante erano molto così, pugno sullo stomaco, cioè cercavano l'effetto proprio shock nel lettore, come direbbe Matteo Renzi. Cercavano di non spaventare, ma di destabilizzare in qualche modo il lettore. Poi si è entrato in una fase in cui il noir paradossalmente era più fuori dai romanzi che dentro i romanzi, cioè ci siamo trovati in una situazione di crisi economica continua, crisi climatica, crisi a livello sociale, guerre, tutto era cambiato, erano gli anni anche del terrorismo islamico, quindi c'era la paura che incombeva su di noi, quindi probabilmente la letteratura di tutti i generi si è resa un po' più conciliante, meno disturbante, suscitava e suscita meno interrogativi di allora, cerca invece di accarezzare e consolare un po' di più il lettore. Io lo capisco perché ci sono delle serie in cui io sono molto più conciliante di un tempo, però secondo me era giusto ripubblicare questo romanzo e raccontare quanto poi, leggendolo lo capirete chi non l'ha letto, quella storia diventa ancora più attuale oggi, in cui per certi versi la società è cambiata andando in quella direzione. Concordo totalmente. Se ti dovessi chiedere di consigliare, allora chiaramente ora ci siamo spostati dal libro, non vi racconteremo nient'altro perché lo dovete leggere, perché i libri si leggono, si devono gustare, si devono apprezzare, ognuno con i suoi tempi e con i suoi modi. Dopo che ho letto questo ho pensato, se dovessi consigliare ad una persona che non ha mai letto Pier Giorgio Pulisi da quali libri iniziare? Secondo te quali libri consiglieresti per iniziare a conoscerti? Io consiglierei probabilmente Il nido del corvo, perché forse è il romanzo più maturo, è quello dove il giallo c'è chiaramente, ma è un pretesto per raccontare in realtà quella soglia che purtroppo tutti e tutte noi dobbiamo attraversare nella vita quando diventiamo genitori dei nostri genitori. È un romanzo che racconta il rapporto padre-figlio, racconta anche il passaggio di testimone quando questo padre anziano malato non ce la fa più e vuole semplicemente lasciarsi andare e vuole che i suoi familiari lo lasciano andare. E per suo figlio, che è un ragazzo, che è un uomo anche molto religioso, è molto difficile, non porta a fare tutta una serie di ragionamenti, di dilemmi. Quindi Il nido del corvo è un romanzo che sicuramente ha un cuore emozionale molto forte, che batte, ed è un po' anche la direzione dove io sto andando, cioè Stella di mare, Per un'ora d'amore, L'uomo dagli occhi tristi, mi stanno portando in quella direzione lì. Sono romanzi dove il giallo c'è sicuramente, il mistero c'è, però ci sono personaggi molto caratterizzati, molto emozionali, fortissimi sentimenti. È un occhio anche chiaramente
cronaca alle vicende che in qualche modo tutti noi stiamo vivendo, dalle infiltrazioni mafiose nel settore dell'eolico, nell'uomo degli occhi tristi, al fine vita del Lido del Corvo, o anche come posso dire, il cinismo di un certo tipo di informazione nei confronti di un caso di cronaca vera come nella loro nel Pozzo. Quindi questi ultimi sono, diciamo, sicuramente i libri che adesso mi rappresentano di più. Il problema è che ormai nessuno mi saluta e mi chiedono tutti quando esce il prossimo Strega. Quindi tutte queste mie valutazioni in realtà non servono a nulla. Il manipolatore giocava con la vittima, lo stavo pensando la prima, però mi sono dimenticata di dirlo, il gatto col topo in realtà, perché la tipa, la ragazza, la signora è un topo che chiaramente lui fa quello che vuole di questo topo, che sa benissimo di essere un topo. E quindi in realtà la mia domanda sono i gatti neri, perché uno dei libri che consiglierei, a parte questo, perché questo è sicuramente uno dei libri che consiglierei insieme a Per un'ora d'amore, perché quello è un libro lo stesso che mi ha colpito tanto, era molto interessante la storia, c'era Vito Strega, e poi anche La libreria dei gatti neri, perché quel libro l'ho trovato divertente, è come se fosse un gioco, e quindi quel gioco era interessante. Penso che anche per te sia stato così, scrivere un libro che in realtà raccoglie tanti libri e che è un gioco che prende il lettore. Sì, era un po' unire una parte della mia vita passata. Io per qualche anno ho fatto il libraio, quindi volevo raccontare tutti i meccanismi e la vita di chi fa quel mestiere, raccontare le cose assurde che ti capitano, la gente che entra e ti chiede 1000 volte ce l'ha Cristo, si è fermato a Empoli, queste cose qua. Ma al di là di quello c'era proprio la voglia di omaggiare la mia setta, perché tra giallisti è come se fossimo tutti dentro una setta, no? Abbiamo le nostre divinità e che nessuno ce le tocchi, e quindi utilizzare anche quel romanzo per far fare un tour ai miei lettori dentro la storia di questo genere letterario, ridargli dignità a partire dai nomi più importanti come Edgar Allan Poe, Agatha Christie chiaramente, e poi usando quel romanzo per far scoprire ai lettori nuovi autori come sconosciuti, molto interessanti come William Wyndham, Peter Swanson e tantissimi altri. Quindi ho unito da una parte la passione per questo genere, la voglia di consigliare dei libri e di giocare con i libri, e la voglia anche lì però di sperimentare, perché poi la libreria dei gatti neri è apparentemente un così crime, perché in realtà c'è il killer delle clessidre è tosto, insomma, non pone davanti a delle scelte un po' come in Un colpo al cuore, più o meno siamo lì. Quindi mi sono molto divertito, non pensavo che i lettori potessero seguirmi così tanto in quella direzione. Invece così è stato, e sono molto grato a quel libro perché ha permesso a tanti lettori di conoscere anche Strega, di conoscere Panziroli, Ernest Calvino, insomma ha ampliato molto la base dei lettori, e quindi è stata una bella cosa, dai. Come fai a decidere il prossimo libro? Cioè, come fai a decidere quale personaggio? Magari hai una storia, Vito Strega oppure no, oppure un nuovo personaggio, qualcun altro. Come decidi queste cose? Penso che sia complicatissimo. A chi affidare un caso, quale direzione andare? Come fai? Allora, da una parte gli editori che ti prendono e ti dicono adesso sei mio, devi scrivere questo. Quindi a volte sei un po' contato, però anche quando accade questo, tu hai comunque dei margini di libertà. Cioè puoi dire, questa storia magari utilizzo dei personaggi nuovi come Daniel Crowe e Viola Zaldi, per esempio. Oppure questa è una storia per Strega. A me accade moltissimo con Strega, perché alcune storie sono tutte per lui, alcune storie sono tutte per Mara e Parata. E lo capisci dal cuore tematico della vicenda. Per esempio questo rapporto
io non lo potevo raccontare attraverso Strega, perché lui ha un pessimo rapporto con il padre, quindi non c'era storia. E non poteva essere nemmeno una storia per Raimana, doveva essere una storia costruita attorno al personaggio di Daniel. Quindi in qualche modo è il tema che tu vai a trattare, su cui vuoi raccontare, portare le tue riflessioni, diciamo così, che ti fa capire qual è la sensibilità dei personaggi che hai nella tua squadra più affine. E quando non c'è qualcuno di affine per quella storia, allora il personaggio lo devi creare, lo devi trovare. Se tu prendi un tema, diciamo, a cui tieni, importante, e lo metti in mano a un personaggio che non è in consonanza con quel tema, il romanzo lo sbagli, cioè non funziona, c'è qualcosa che stride. Io cerco sempre poi un rapporto osmotico tra investigatore, che sia un investigatore istituzionale o meno, e il caso che segue, cioè c'è sempre un rapporto, l'investigatore dà qualcosa e il caso ti dà qualcosa indietro, quindi c'è una consonanza, c'è un paso doble, cioè si balla in due. Se uno dei due però non funziona, c'è attrito, il lettore lo avverte subito, il romanzo non funziona. Quindi banalmente scelgo il personaggio in base al tema. Serial killer, l'ultimo che abbiamo incontrato, aveva la fissazione per le unghie. Il prossimo, puoi spoilerare qualcosa oppure stai già adocchiando qualche tema, qualcosa di particolare? Ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo terrorizzarci? Com'è? Allora, il prossimo, diciamo, a livello cronologico è il terzo libro della serie dei Gatti Neri. Come gli altri è un omaggio a un classico del genere, questa volta l'omaggio è a 10 piccoli indiani di Agatha Christie. L'isoletta su cui si svolge la storia è un'isola nell'isola, ed è l'isola di Serpentara, davanti a Rivassinius. Ed è un romanzo che parla di relazioni familiari, è un romanzo che ha, come posso dire, come punto e nodo focale un matrimonio di due dinastie bancarie che si incontrano. La sposa è francese, Valérie de Gramont, e lo sposo inglese, Thomas Stewart. E Marzio e i suoi investigatori di martedì sono invitati a questo matrimonio per ragioni che non vi voglio spoilerare. E lui si troverà in mezzo a veramente il jet set più jet set che c'è, quindi ricchezza e sfarzo all'ennesima potenza. E quindi anche lì è un cozy crime, certamente, però è un romanzo che parla moltissimo di soldi e di come in maniera faustiana i soldi, il denaro ci cambiano le nostre vite, ci portano a fare determinate scelte, eccetera. Quindi anche lì è sicuramente un romanzo leggero, però il sottotesto è molto legato ai tempi che viviamo. I Gatti Neri non li lascerai in libreria? No, Vengono? Poirot avrà il suo papillon, Marple una specie di velo bianco, sono le mascotte della cerimonia, quindi ci sono. Ma il libero arbitrio esiste o non esiste? Wow, ci sono filosofi che si sono tagliati le vene per non rispondere a questa domanda, perché non riuscivano a rispondere a questa domanda. Vuoi la risposta, come posso dire, sincera o quella edulcorata? Perché la risposta sincera in realtà è no, perché qualsiasi medico, psichiatra te lo direbbe, nel senso che è tutto scritto qua dentro in qualche modo. La chimica e la neurochimica hanno un ruolo molto forte nelle scelte che prendiamo. Il modo in cui cresciamo, in cui veniamo cresciuti, quindi l'ambiente in cui ci formiamo, i traumi che abbiamo vissuto incidono tantissimo poi sulle scelte che noi andiamo a operare. E la nostra natura, diciamo che è difficile andare contro la nostra natura, ok? E poi a livello di società è molto difficile
società. E più passano gli anni, più complesso avere quel grado di libertà. Quindi non ti saprei dire. Diciamo che abbiamo un margine di libertà, ma si sta restringendo di anno in anno sempre di più. Mi è piaciuta questa risposta, molto. L'ultima domanda che ti vorrei fare è: chi è Federica Angeli? Donna coraggiosa, cronista di razza, persona per bene. Allora, Federica Angeli è una giornalista di Repubblica che io seguivo molto quando stavo scrivendo la saga di Biagio Mazzea, perché la saga di Biagio Mazzea parlava di corruzione all'interno delle forze dell'ordine e lei aveva seguito tutta una serie di inchieste che avevano a che fare con quella tematica. Quindi io ho avuto modo di, prima che lei diventasse popolare, un personaggio anche televisivo, ho avuto modo di seguire i suoi lavori ed è veramente una cronista di razza, cioè difficilmente trovi ancora giornalisti con quel coraggio, con quella voglia di esporsi. All'epoca lei si era esposta moltissimo per denunciare la situazione mafiosa che c'era a Ostia, nel litorale ostiense. Era stata minacciata di morte, sequestrata per qualche ora e poi era finita sotto scorta. Però io avevo visto proprio l'evoluzione. Il romanzo, la dedica del romanzo arriva quando poi lei inizia a vedere la sua vita completamente stravolta da questo aspetto qui, dal fatto che appunto aveva 3 bambini, 3 figli, un marito, arriva la polizia e ti dice, anzi i carabinieri ti dicono guarda, da oggi sei sotto scorta, cambia tutto. E quindi era un modo per esprimere vicinanza, perché mi aveva comunque aiutato nel reperire del materiale che all'epoca mi era stato molto utile per la serie di Mazzea, quindi mi sembrava doveroso all'epoca dedicare questa storia. Grazie a Pier Giorgio Pulici. Io vi invito a leggere L'appuntamento, è un thriller psicologico che è veramente un pugno nello stomaco, lo leggerete tutto d'un fiato, però sei un bravo ragazzo, quindi continuiamo a pensare bene di te, ma soltanto perché non è il primo libro che ho letto, perché se fosse stato il primo avrei un po' dubitato. No, ti avrei presentato, però ti avrei guardato cercando di capire, di interpretare, invece ho letto gli altri prima e quindi insomma. Grazie di cuore a Pier Giorgio Pulici, grazie a Libero, grazie a Entula e buona lettura. Grazie mille, buona serata a tutti voi.